Buonasera, siamo in diretta dal campo comunale di Ariano per la seconda giornata del girone C del Memorial Daniele Santarato. In campo questa sera l'Union River contro il Cavarzare, entrambe già costrette a vincere per sperare ancora nella qualificazione, avendo perso rispettivamente dall'Este e dal Rovigo, che si affronteranno al termine di questa partita. Diamo un'occhiata ai risultati degli altri giorni. Al momento, ecco la schermata, un attimo che arriva. Ok, dicevamo, diamo un'occhiata ai risultati degli altri gironi. Al momento hanno già giocato il girone A con la vittoria del Portoviro sulla Tagliolese e dell'Adriese sulla Codigorese. Nel girone B invece vittoria del Porto Tolle sul Duomo e della Vittoriosa sul Ponte Lagoscuro. Mentre la seconda giornata si concluderà con le partite del girone D domani sera con Arianese Pettorazza San Martino e Copparo Clodiense. Diamo uno sguardo alla classifica ricordandoci sempre che va considerata a blocchi di 4, quindi in testa nel primo girone avremo qualificate al momento l'Adriese e la Codigorese, nel secondo il Portotolle e la Vittoriosa, nel terzo Rovigo ed Este e nell'ultimo il Copparo l'Arianese. Quindi auguriamo un grande in bocca al lupo a tutti ragazzi e comunque sempre forza Union River. Salutiamo chi ci segue da casa, la Dorina, Andrea, Omar. Basta bere Omar. E noi oggi festeggiamo Roberto Goldin. Auguri, che ci sta offrendo già da bere. Sportivi, buonasera e benvenuti al 15° torneo nazionale Daniele Santarato di Ariano nel Polesine. Diamo lettura delle formazioni che stanno scendendo in campo agli ordini del signor arbitro Mazzucato Mauro della sezione di Rovigo. ASD Union Ruhr. Numero 1 Borsetto Alessandro. 2 Canzone Gabriele. 3 Campion Matteo. 4 Pira Simone. 5 Piccolo Matteo. 6 Goldin Edoardo. 7 Tomasello Eric. 8 Pasquotto Angelo. 9 Mighini Alessio. 10 Provito Aro. 11 Gianni Filippo. A disposizione numero 12 Mancini Luca. Numero 13 Savioli Nicolò. 14 Maghini Riccardo. 15 Radulovic Franklin. 16 Fioravanti Luca. 17 Giolo Filippo. 18 Mizzo Petre Cristian. 19 Odiana Camiscioni. 20 Odel Filippo Ifain. Sicuramente Allenatore signor Collo Antonio. già dici. È difficile. Calcio Cavarzere. Numero 1 Cassetta Nicola. 2 Mattiazzi Daniele. 3 Pinotto Cristian. 4 Rigolo Matteo. 5 Allese Matteo. 6 Hermes Hashem. 7 Mariani Moren Amin. 8 Lamrai Moren Yassin. 9 Pedro Braia. 10 Urserun Sarà. 11 Tomassin Eric. A disposizione numero 12 Turatti Gabriele. 13 Asni Amen. 14 Dalla Costa Thomas. 15 Regani Amza. 16 Cavallaro Fermi. 17 Dio Mattia. 18 Mario Daniele. Allenatore signor Girotti Guido. A voi tutti buon divertimento. Grazie. Grazie. Dai ragazzi.
Ma che mi sa un tocco di cervello il palco. Ecco. Sta a posto? Sì, dai. Bah. Finché si mangia la piadina, quindi a posto. Passa tutto. Dai ragazzi, sarà una partita tosta perché durante il campionato all'andata avevamo vinto 3-0, ma al ritorno abbiamo perso 1-0, quindi non sarà semplice. Cavarzano è una squadra che corre e quindi devono essere concentrati i ragazzi. Quindi forza Union. Sì, dai, una bellina. Passami l'altra. Dov'è che hai? A caso. Sta attento. Dammene una a caso. Grazie. Dai gold. Dai in due, bravi raga. Mettete giù con la palla, mannaggia. Oi. Anche no, questa si bagna. Si mangia quella? Bagna questa. Sì. Tutto ok. Grazie Doris per il feedback. Mitica. Allora, formazione. Allora, in difesa abbiamo centrali Goldin e Campion, i terzini ci sono Piras e Gargiuolo. Poi a centrocampo, dai Aaron! Abbiamo Piccolo, Rovitto, Pasqualotto, Eric e in attacco la nostra coppia che scoppia. Bravo Matteo! Nostra coppia Giatti Maghini, arca miseria, ha chiuso bene. Bravo il difensore. Bravo Simone, bella rimessa. Dai, bravo! Bravo Alessio, dai! Cosa che è? Fallo. Ma cosa gli hai dato? Fallo. Va bene. Fallo. Spingi tu che spingo io. È il nostro buon Piras guardaline. Arca, che sfortuna, gli è arrivata proprio la palla sotto la pianta del piede. Bravo Pippo! Che miseria. Bravo Matteo. Mannaggia. Sento odore di menta. Non so. Mojito? Un cucino di mojito? Che sento odore di menta, non so perché. Ma sicuramente mi sbaglio. Oi. No, non c'è oggi Abo. È a lavorare. C'è Collo.
Collo e Vincenzo sono in panchina. Bello, bravo Giatti. Mamma mia. Dai Mago. Bravo Simo. Peccato. Dai Simo! Vabbè, spalla a spalla. Ah, sempre questo tacco. Ma no! Sono scontrati fra di loro, ragazzi, occhio. Dai Eric. Bello, dai Mago. Matteo chiudi. Bravo. Dai Gabri. Bravo Gold. Vai Aaron! Il Paolo stai andando lì subito. Mamma mia. No, vuoi dire, no? Qui lo metto dentro. Mamma mia, bravo Gabri. Dai, su, portala. Guarda che c'è Piras. Sì. Vai Simo, vai! Sempre all'indietro i passaggi, mannaggia. Bravo, bravo Dusan. Bravo Gabri, buona copertura. Hai cagato di qua. Mamma mia, che rischio. Ah no. Dai Edo! Ma cosa? Ho capito però ragazzi. Non si ricorda neanche più chi aveva fatto fallo secondo me. Adesso chiama. Perché non si ricorda più chi è stato? No, non ce l'ho più. Ma io più all'erba. Dai Union, dai! Dai Edo! Vai Cavante! No, su un fallo del genere devi dare il fallo e basta, la punizione e il cartellino che ci stava. Però vabbè, noi non siamo gli arbitri. Dai Edo, dai! No, ma non puoi su un fallo del genere però Buona funzione. che miseria, occhio. Mamma mia, che brutta palla. Bravo Edo. Vai Matte! Bravo Angelo. In due. Sulla stessa palla. Sembra una sofferenza. Bello! Porca miseria!
E che gialla, ragazzi. Dai Matte, dai ragazzi. Ah, che non c'è nessuno di qua. Dai che hai sbagliato. Peccato. Bravo Gabri. Matte, buttala su. Bravo. Piuttosto sì. Dai Aaron! Sì! Ma non è fallo. Può essere fallo quando sei spalla a spalla. Bravo testone. Dai cavallo! Ogni volta che uno pesca partella c'è una roba. Ah, questa è la squadra dell'Est. Un po' di movimento in tribuna, è arrivata la squadra dell'Est. Mamma mia, bravi raga. Occhio, occhio che l'11 è spuzzoletto. Non mettiamoci a scartare la gente in area. Vogliamo alzare un po', andare su. Dai Pippo! Vai di là che c'era Eric libero. Porca miseria. Bravo Simo! Gabri! No. Mamma mia! Mamma mia, che rischio! Che rischio. Sì. Sì, bravo Gabri. Ah no! Ma dai, che non era rigore neanche se vuoi. Beh, spalla a spalla, non è fallo, Ma andiamo. Era spalla con la spalla, l'hanno chiuso a panino. No? No, neanche io. E neanche lui. In effetti lui non si sa. Non poco. La terza volta andiamo noi, se andiamo noi. Sì o no? Ma l'è lunga. E poi ne ha troppe da farsi perdonare, non basta mica sta roba qui. Hai cavalli? Ah,
Dai. Dai cavallo! Dai, mago! No, va tranquilla, io lo tengo un po' già distante di mio. Quindi è quello il brutto. Quindi psicologicamente forse sono anche affamati da queste cose. Matteo sta buono, Tasi. Stai zitto, cosa fanno? Vai mago! Dai che fora! Bello! Ridagliela! No! Peccato, era bella l'idea, bellissima. Peccato. Vai Pipo! Porca miseria! Sì. E la palla! Munizione corretta perché la palla è lanciata via. Dai, dai, dai. Ah mamma, purtroppo sì, noi abbiamo brutte esperienze, non commento. Magari l'ha offeso, non lo so, magari l'ha offeso, magari... Fora. Allora! Tre! Dai cavallo! Dai Matteo! Tiri in porta da lì, tiri in porta! Se no la passa ad Angelo e Angelo tira gol. Guarda, Tiri da porta! ma nessuno che va lì davanti. Sì, bello! Dio buono! Peccato. Se lo zappa. Ah signore, ridiamo, voilà. Poi non pianta. Due brividi. Ah no, vabbè, tanto loro sono in 10. No, mi dispiace perché in queste situazioni poi la partita viene falsata non per colpa dei giocatori, ecco. Ed è un peccato perché le mani non bisogna usarle. La corsa è riconoscibile. No. Yeah. Ah, vedi? Il testone di mio figlio. È tre. Era ora, dovevano stufare. Dai
punto siamo? Siamo al 19esimo. Maledetta tosse. Mago, peccato. Mano, vabbè, involontaria mano, giusto. Dai Aaron, un po' più indietro, ma dai, era lì. Oh, sì. Ma solo noi però ripiscono questo, perché gli altri non se ne accorgono mai, perché noi altri sappiamo sempre peccare. Ah, signor. Bello. Porca, bravo. È uscito un po' col ginocchio così, mi ha fatto un po' paura. Costa giocatore in carigò. No, l'ha sbagliato a uscire anche con la gamba in avanti. È uscito col ginocchio così, Lo distrugge. Dai Aaron. Maremma. Cosa ci ha dato? Punizione? Sì, punizione. Dai ragazzi. Nostra. È ancora Union River, rimessa. Dai che è ancora nostra. Dai ragazzi. Dai, giocare. No. Uff. Bravo Simo, vai, portala Simone, portala su che è in campo. Attento che arriva l'uomo. Mago, dai che ce la fai, dai Alessio. Bravo Angelo. Vabbè, era uscito. Angelo pare sia uscito. Quindi rimessa a Cavarzare. Sarà dura. Punizione. Mamma mia. Che rischio. Dai Aro. Sì. Ma chi? Sì. Vai Pippo! No. La Madonna però ragazzi. Cristo santo. No, Gabri, fatti saltare. Dai Angelo. Di schiena. C'è nessuno. Di qua Matteo che era libero. Girala di qua. Dai Mago. Bella. Che miseria. Dai.
Dai cavallo! Bravo! Ma il nostro Alessio è super corretto, non è uno che si tuffa. Se può sta sempre in piedi. Bravo Matte. Bravo Matte. È che lui è piccolino, quindi sembrava una brutta uscita, ma non è uscito con la gamba alta. Mamma Matteo, perché ti devi incastrare lì? È forte, eh? Allora hanno un bel 10, proprio un bel giocatore. Gabri, attento, bravo. Dio, buono anche. Mi raccomando. Dai Matteo! Ah, mamma che brutto. Via, mamma mia! Perché non siamo riusciti a buttarla via subito? Mamma mia. Mamma mia. Ma riusciamo a buttare via sta palla in maniera... Vai Angelo! E questo invece no? Dai Tasighe. No Angelo, non reagire. Stava per reagire. Bravo, porca miseria. Su con la difesa! Andate su! Siamo tutti schiacciati in difesa, loro sono in 10. Porca lucchetta. Perché quando fischia non sai mai cosa può decidere. Dici adesso cosa avrà deciso? Mancano 3 minuti. Bella Gold. Lui è andato a rigore all'Arianese quella volta. Esattamente così. Ma non se lo ricorda più. Ma basta però! Ma cosa? Ma c'è, guarda, non ho parole. Porca miseria, siamo a rischio. Sì, sì, guarda. Manca un minuto. Manca un minuto.
Guarda, guarda, guarda come si tiene lì in area. Bravo, bene, ottimo, va bene. Mamma mia, celata di lusso. Una palla! Una palla! Non c'è la palla? Oh! Come dicevamo all'inizio, è molto dura. È buono. Dai Pippo! Dai ragazzi, ci sarebbe tutto un gollonzo adesso. Bello, girati mago, tira, girati e tira! Attento Matteo, non farti male con quelle cadute lì sulla schiena. È lì, avrà visto? Oh! Oh! Se tu esci. No. Lei era glandale? No. Perché 0-0 al momento ha già espulso uno del Cavazza. Non si sa, non abbiamo ben capito perché. Zero che è l'unico un uomo in meno. Sì. Vai Mirna, pensaci tu. Brava, esatto. Chi è qui da Cinevano? Sono a Rovigo. Lì da Rovigo, sì. La distanza. Sempre con i passi all'indietro, mi raccomando. Cervello, poi il corpo. Le gambe va via per sé. Tutto storto. Cristo santo. Dai Edo, cazzagliela. Ci starebbe. Robby, cosa dici? Ti fa regalo? Bello? Sì. Sì! Vai Matteo! No, lì così! Ma fate ancora prima che succeda qualcosa! Cristo santo! Mi tocca anche dirmi su. Non so nessuno. Il nemico. È di là.
Eccoci. I ragazzi sono pronti per iniziare il secondo tempo, ma non vediamo l'arbitro. Non sappiamo dov'è. Prima o poi entrerà in campo. No, ma l'arbitro per ben preso, adesso ancora, tin 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 tin. Dove la fermi? Arbitro, dove stai? Ah, bello. Volevano scaldarsi con... No, non c'è l'arbitro. Non c'è. Qui in pizza lo mette Ho fatto il quarto. due. Davanti alla porta sta comunicando. Mi sembra Savio. Mi sembra Savioli. Così da qua. Pare di sì. Guarda, adesso è da dire che Ma chi ne c'è? Clifford, Fiora, Giolo, Camsi. E poi chi sono quei due là? Franklin e Manghini. Comodo, Comodo, comodo. Cioè, ma che ora è? Sono le 8:13. Ecco la corsa, ecco la corsa. Ma guarda la porta sola, si sta di tempo. Adesso entra Mancini al posto di Borsetto. Ecco, adesso l'ho fatto entrare. Dai Luca! deve controllare l'altra porta prima di Ma non l'ho già fatto prima. no, deve farlo ogni volta che c'è. Ho preso un colpo! Ho fatto un infarto io! Ho fatto un salto così. Ci fanno anche gli scherzetti. Dai, Cristo santo. ci siamo. Dai, ragazzi. Dai, Gabri! Gol è tua. Bravo Pippo che ci hai creduto, va bene, va bene. Bravo Edo. C'è ancora speranza. C'è speranza. Poca, poca. Poca. Guarda Eric! Cazzo! Troppo tardi! Porca trotta! No, cosa? È gialla? Stavo bello. No, siete in 80.000 lì. Bella Pippo! Un po' debole, però ci poteva stare, almeno proviamoci. No, farti saltare così. Mano di tutti e due. Quindi? E quindi l'ha data al Cavarzare? Cioè hanno fatto mano tutti e due, quindi? Cavarzare. Quindi ha deciso punizione per il Cavarzare.
Ma infatti, È brutta sto tiro, brutto, brutta la punizione. Va dentro. bravo Luca! Mamma mia, bravissimo Luca, bravissimo, bellissima parata, bravo. Da rivedere, bravissimo. Ma che era brutto. Dai, su. Perché non riusciamo a prensiamo in uno in più? Vai Filippo! Dagliela Eric, sì! Ma no! Cazzo! Dopo l'agno, che Chi ha tirato da lì? Per quel motivo che c'è qua un rosso. Non lo sappiamo. No, ma chi era il gioco fermo? Cioè da qua non si è capito, stavano protestando, continuavano a protestare e poi a un certo punto ha tirato fuori il rosso. E quindi lo spray magico. Oddio santo. Ce la fa. Ce la farà? Dai, cioè non si può spezzettare la partita in questa maniera qua. Avranno giocato, sì. Vabbè. Mamma, Mirna Vara. Rimessa a cavartare. Ma non passargliela, Cristo santo. Sì, sì, sì. Dai, Edo, buttala via. Bravo. Bisogna andare su. Vieni di qua. Eric è libero, sempre. È sempre libero, Eric. Dai, cavallo! Dio Madonna. Sì? Cioè, come facciamo a non trovare gli spazi che siamo uno in più? Io devo giocare più di qua perché di là sono più fisso. Devono giocare di più su Eric, è sempre libero, mannaggia. Madonna. Dai Matteo, parti. La pupazza, non farti inchiappettare così, che questo è piccolo, ma c'hai i piedi buoni. Vai Mago! Le mani! Che cazzo, che noia. Dio santo. Bravo Aaron. Bella. Tira. Mamma mia, che
Peccato. La svirgola. Ma perché è un album recente, No, dai, fino adesso. No, durante i tornei in Seregnano sono stati tutti bravi, secondo me. E anche l'altra partita che abbiamo fatto qua è stato un buon arbitraggio. Niente da dire, anzi. Venite sulla sinistra. Cristo santo. Chi entra? Chris? Entra Chris. Sì, ci sta. Adesso vediamo. 11 Giatti. Posto di Pippo. Dai Chris! Pippo. Va avanti, Pippo. Dai Chris, dai. Come facciamo? La gamba tesa però. Veniamo di qua a sinistra, porca, ma perché non se ne accorgono? Non lo so, quanto stiamo? 39, quindi mancano 20 minuti. Malgagnano in Colombo. È in panchina. Ci sia in panchina. Sento che va a riempire l'acqua, mette l'acqua. È un po' forza. È pieno di metalli, Le mani! Che cazzo! Ah. Chris, ho iniziato a usare la lettera A, la vocale A, ogni volta che dice A. Parla in movimento. Mamma mia. Dai ragazzi, mannaggia, non perdiamoci su ste cose. Venite da Eric! Porca miseria. È sempre qua. E dovete prima. Madonna ragazzi, basta. Giochi innocenti. Sì, ma dagliela di nuovo, sì. Dai Eric, le mani! Basta, arbitro! Che cazzo! La base che è da Verona. Ragazzi, Sì. Una moneta. No, uno l'ho visto, due? Ancora buono? sì, quello Quello ha moneta. Ma è qui che roba te è? Niente. non farlo. Chissà. Oh, dai ragazzi. Senza che mi ho quasi finito, non puoi tutti qua a bere. Quasi finita anch'io. Sì, ma a me attendo anche per mangiare perché... Nell'arbitra male oggi. Teso. Dai Edo. Sì. Ma no! Tira! Ma no! Di esterno. Ma perché? Angelo. Aspetta, è del 5. No, il 5 è piccolo. Sì, comunque sono... Bravo Matte!
fallo, ma andiamo. Ma che calcio giochi io, voi altri? Ma no, lì. La palla! Ale! Vai su! Cazzo! Dai, più piano. No, no. Ma perché sono troppo lontani. Sono troppo lontani. Dai, Eric! Ma perché? Vai dentro, vai dentro. Signore benedetto, non siamo capaci di andare su. Mamma mia, ogni volta qualsiasi roba. Ma con altri il rosso no, colori. Ma sì, lo stanno prendendo in giro perché gli ha dato il rosso all'inizio, subito, e quindi adesso... Eh? Subito io c'ho rosso. Sì, praticamente era iniziata da poco la partita. Noi comunque fumogeni qua, musica manetta. No, sto giro no. Punizione. Tirata anche bene. Bravo Luca, attento. Dai su! Bravo Eri. Dagla. Sì! Luca. Le mani, basta, basta! Nessuno! Dai Union! Dai Gabriele. Mettila Gabri. C'è ancora Gabri? No. Tira. Sì. Mamma mia. Angolo. Non importa la moneta. Niente angolo. Chi toglie? Il 13 entra Savio. E chi esce? Che non vedo? Ah no, è Angelo. Sì. Sì. È andato fuori Angelo. È entrato Savioli. Adesso. Dai Gabri. Dai Eric. Dai, 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 dai. Bello. Dai che è nostra. Perché? Che siete in 2 metri quadri. Bravo. Eric e Gabriele sempre capire che sta un'altra crania come altra volta. No, dai. Ascolta. Mamma mia. A casa che volavo per dire. Puri, è vero. Hai preso Il lo ginocchio, zigomo, il stai- ginocchio. E poi sera che veniva febbre. Oh signor. Che cuore. Dai Aaron! Ma perché? Loro sono... Dovete andare incontro a sta palla, non bisogna aspettarla da fermi. Infatti, questo che non capisco. Non riusciamo a sfruttare questa cosa. Bravo Eric. Mamma mia! Mamma mia, no, cioè... Mm? Bello. Ma no! Quelli che aspettano.
Ma perché indietro, porca trota? No, vedi. Ma che bianca, andiamo. Va tocca il tuo. No, proprio tuffi in piscina di Alessio no, proprio zero. Cambio direttore. Sì. Tagliela Aaron subito, che tieni una bomba in porta. Di collo pieno. Aaron, dove vai? Guarda la palla! Dai Matteo che ci sta tutto un gol. Teston. L'arbitro che è qua mi si ferma lì. Roba da matto. Dagliela ad Aaron! Ma dove? A chi? Cazzo! Dai Eric! Mamma mia! Bravo, bravo Simone! Tira, tira! Vogliamo tirare in campo? Che troia, oh. Sì, crampi, bondugo. Doppio col sugo. Non perde tempo. Cioè, già mi dà... Che stavamo 0-0. Evidentemente sì. Ora hanno perso 2-0 e noi 3-2. Ah, vabbè, è lungo qua il torneo e lo corto come quello di Cerniano. No, poi abbiamo giovedì prossimo contro il Rovigo. Però se pareggi abbiamo... Ma stasera bisogna vincere e basta. Fiora. Sì, ma con un po' di andamento deve uscire. Deve uscire! Deve uscire! Deve uscire! Madonna, oh, ma che arbitro! Vai! Ma vogliamo tirare in... Il giocatore non ha fatto, cioè l'arbitro non ha fatto uscire il giocatore, ma comunque no, non è Franci. Ah, è vero. Ma sai che non l'ho neanche visto? Non mi sono neanche accorta, è uscito il mago. Signore. Sì, poco concreti questa sera. Un po' nervosi forse. C'è un altro mister in tribuna. Boh. Dai, andiamo. Ma perché lì? Mannaggia. È di Luca, ragazzi. Bravo. Calda chi è? C'è Fiora, Giolo. No, le due squadre del... Ah, Este, Rovigo. mi sa che lo vedo un sacco in cartanca e lui. Boh. Dai, in due! Come si fa a perdere la palla in due? Bravo, è nostra. Che gli ha tirato la gomitata, La 8.
Ah, il fisso è il cambio, no il fallo. Ma va. Che brutta partita. Massa, signoro. Bello. Bello! Dio canon. Non c'è nessuno! Cristo santo! Mamma mia! Ragazzi, aiutate però. Dai Gabri! No! Dai, dai, dai! Quanto manca, vai? No, mi sembrano un boh, non capisco. Una partita spenta. Vai con calma. Pazzesco. Cioè, boh. Mm. Dai, dai ragazzi, dai Unio. Tutti i mister qua in tribuna. Bravo Simone. Ai 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 ai. No, bravo! Ecco, gli ha preso la faccia. Ale, mamma mia che disastro. Perché quando un direttore non riesce a tenere la partita, poi se... No, è che con un arbitro così rischiamo poi. Ma seriamente? Cioè comunque... La commissione, Inter. Ma andiamo a guardare il cambio. che tranquillo, sereno. Però è un po' comuna. La cassetta. Fammi la cancellare quel No, io la caviglia. Fiora, sì, dai, ci sta. Cazzarola. Anto, dove stai? Dai maghetto! No, il maghetto è entrato. E anche Fiora. E chi fa uscire? Piccolo. Boh. Giochiamo altri 20 minuti però. Quanti? Ce l'ho fatto giocato. Devo cambiare portiere. Quanto manca? Sì, ma con tutto quello che siamo stati fermi. Altri 6. 7 anche. Sì, 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 dai. rotola. Ma a loro conviene il pareggio. Ma no, e noi è Costa a visto noi. Ma noi
abbiamo anche segnato. Non conta niente. Mamma mia. Vogliamo salire con sta cappero di squadra? Non lo so, però non sta mai con noi, forse gli stiamo antipatici. No, non mi invia molto. Ma lì è lui che preferisce guardarsi la partita, si vede In in tribuna dice che sente Ma massa. sì, ognuno ha il suo modo di vivere le partite. A me mi piace giocare. Dai Fiora. Ah, è vero, non c'è più Vincenzo. Sta ancora riempiendo le borrazze. Chi riporta? Con Giuda. Bello. Sì, Matte, no. Aia. Ecco. Sì. Ma sia male. Si è buttato per terra. Andate a cagare anche voi. Io trovo. Alzati anche qui. O la schiena o la culata. Si sta bloccando ogni tanto. Si sta bloccando ogni tanto. Ciao Doris, si vede adesso? Sì, perché È il numero 5 di Kevin. È il numero 5 di Kevin. secondo me c'è tanta gente qua secondo me connessa e quindi la rete sovraccarica secondo me. Comunque Elena, abbiamo bisogno di te. Sì, va bene. Ciao. Vai, buona cena. Ciao ragazze. Ciao. Ma no! Bravissimo Luca.
Madonna, ma non siamo capaci di portare sulla palla. Loro molto bravi. Non si passa. Ah, signore, che disastro, ragazzi. Brutta partita proprio. Comunque bravi loro perché in 10, cioè, non sembrava fossero in 10. Ogni tanto si blocca, però poi riprende subito. Fatemi sapere se la diretta va male. Dio santo. Sì, è recupero. Dai, veloci, veloci! Mamma mia. Ale. Dai Fiora! Dai, oh, guarda che noi vinsi la coppa se pareggiamo. Non so cosa chi pensa. Ah, signore. Vabbè, pazienza. Quante squadre che è? Sono 16, sono 4 gironi da 4. Passano Li ha le... messi adesso in girone. Siamo a pari punti col Cavarzare. Siamo terzi e quarti. Perché hai Reste e Rovigo che sono a 3 punti perché hanno vinto tutti e due. Cavarzare l'altra volta ha fatto un gol No. e in altri punti a qualcosa anche se ne è perso. Sì, ma come si fa a non avere la palla, Mandemo? No, Gabri. Sì. E soprattutto sempre i nostri che corrono, quelli del Cavarzare che non si scomodino ad andare a prendere il pallone, ci mancherebbe. Ma cosa? Che cazzo cado minuti? Ah. Non ho capito perché sono contenti. Partita. No! Perché loro hanno gli stessi punti nostri. Hanno perso la prima e pareggiato.
Sportivi, buonasera e benvenuti al 15° torneo nazionale Daniele Santarato di Agliano del Poletti. Diamo lettura delle squadre scese in campo agli ordini del signor arbitro Emanuele Pris della sezione di Rovigo. Rovigo, numero 1, Gianni Diego, 2, Perunga Nujum Anderson, 3, Granello Lia, 4, Primi Paolo, 5, Pesaro Matteo, 6, Travaglini Giacomo, 7, Lanzato Elia, 8, Pellegrini Riccardo, 9, Cipriani Tommaso, 10, Polichetti Pietro.
Cazzo fa? Dai, sto qua. Ho fatto un martello così sì. Finta. Quella che più diverso. Ancora.
Secondo Pietro, secondo palo. Provo a raggiungere la famiglia che non so che idee che abbia. C'è qua o casa. Intanto ciao. È andato via di là, non è neanche venuto di qua. Ciao. Ah, c'è bene anche.
Vedi un pelato, te? È la sua pelata. Sì, sì, tranquillo. Quello diminuite resta da vinto. Poi la preso tu. Io l'ho fatto 3 volte, l'ho fatto una volta, raga, non in 10 e 10. Dai, il 10 lui era più vicino io. È male. Era la dritta. Guarda che andava avanti non farà due, un altro.